Lo schianto nella serata di venerdì. Sull'asfalto privo di vita è rimasto Vincenzo Veneziano, 21enne, della Bissuola. Per lui non c'è stato nulla da fare dopo che la sua moto è finita contro un'auto all'altezza del deposito della CTV, in via Martiri della Libertà. A bordo della vettura due donne dipendenti dell'azienda di trasporto veneziana si erano accodate a un bus che stava rientrando in deposito e che aveva fatto scattare il verde con il sensore appeso. Appena iniziata la svolta, un botto sordo, la moto contro il muso dell'auto. Il ragazzo ha sbattuto di testa contro il parabrezza, mandandolo in frantumi. È stata questione di pochi istanti. Il 21enne è stato sbalzato oltre la macchina ed è caduto sull'asfalto a diversi metri di distanza, ancora con il casco ben saldo in testa. Inutili i soccorsi del 118, il giovane ha smesso di respirare quasi subito. La dinamica è ancora in corso di accertamento. I testimoni potranno sicuramente aiutare a capire cos'è successo, così come le telecamere del deposito della CTV. In via Martiri, traffico in tilt fin dopo le 8 di sera.